Francesco, dove mi hai portato? Non sembra neanche di essere più in città. Questo è il bosco di Capodimonte. Fu costruito secoli fa dal re di Napoli, che voleva una villa e un grande giardino dove andare a caccia e rilassarsi. Oggi è un parco aperto a tutti ed è molto amato dai napoletani che vengono qui a divertirsi e a respirare aria buona. Qualche volta voglio venirci con i miei amici. Sì, è un posto stupendo per i bambini. Qui si sta in pace e, come dice il proverbio, che il cane buono per te, parlata non sia. 记之不语，有失于人。 Esattamente. Ti racconto una storia, dai. Tempo fa, la regina di Napoli, Maria Cristina, una donna molto buona e religiosa, amava venire qui in vacanza. Durante la notte usciva dalla villa e nessuno sapeva dove andasse. Molte persone cattive dicevano che si incontrava con i suoi amanti, ma in realtà la regina andava in un'antica grotta per pregare in silenzio. Al buio, nel cuore della notte, la regina pregava per la sua famiglia e per la città di Napoli. Dai, Francesco, accompagnami. Andiamo a esplorare il bosco.